Abbiamo l'ultima ora appena arrivata in redazione. Dopo la candidatura del generale Vannacci alle elezioni europee, anche Nane Borduin si candida per un seggio al Parlamento europeo. Sentiamo le sue dichiarazioni. Allora, signor Nane, è vero che anche lei si vuole candidare in Europa? Certo, anche a me voglio andare in Europa, anche se sia Vannacci che canta vengo anch'io, no tu no, anche a me in Europa. Ma guardi che lei si confonde. Quello che cantava Vengo anch'io non era Vannacci, ma era Iannacci, grandissimo musicista. Ma ci dica, qual è il suo partito? Il mio partito è il PAI. Ma come? Quello delle patatine? No, quello è il partito di Rocco Siffredi. Il mio è Partito Agricoltori Italiani, anzi PAIA. Zaia? No, PAIA, Partito Agricoltori Italiani Allevatori. Beh, ma ci dica, che programmi ha? Adesso devo andare a seminare i pomidori. E il pomeriggio mia moglie vuole che a porto a fare la spesa. Però stasera che sia partita ciò. Ma no, ma cosa sta dicendo? Io intendevo i programmi politici. Che provvedimenti prenderebbe se fosse eletto? Ah, prima roba io stropperei le buche se sarei eletto. Ma vorrei dire fossi. Anche i fossi, buche e fossi, tutto. No. E senta, cosa farebbe sulla scuola? Sa che Vannacci ha detto che vorrebbe classi separate? Ah, i miei animali li separo. E galline quelle che fa più ovi da una parte e quelle de manco da un'altra. E anche le vacche, quelle che fa più latte da una parte e quelle de manco da che altra. Sarebbe come a tartaruga che volesse fare la gara con la lepre. Dai po'. E beh, però nella favola la tartaruga vince la gara con la lepre, Ma che credo anche a te? A c'era doppata la tartaruga. E comunque ragione Iannacci. Bisogna stabilire i tratti somatici di animali italiani. Basta con sti gatti neri, porta sfiga. Ma che dice, per favore? Ma lei è veramente vicino alle posizioni di Vannacci? E certo, ascolto sempre le mie sue canzoni e so tutte a memoria. Oh, ma chi cazzo sei sto Branacci, Granacci, Vanacci? Che dea politica, non me ne frega niente. Mi interessa che venga su i bei pomidori invece, questa è roba più importante.